Generale Graziano, una domanda, ma l'esercito sta rappresentando quindi sempre di più un asset anche sul territorio nazionale, cioè al di là di quello che è il normale compito di difesa e le missioni internazionali? Devo dire, questo l'ha sempre fatto, questa cooperazione c'è sempre fatta. Diciamo che con le missioni internazionali da una parte e con l'attività di ristrutturazione e razionalizzazione si cerca di ottenere davvero il massimo con i fondi a disposizione, quindi i sistemi di comando e controllo che abbiamo realizzato in ambito internazionale, che sono la forza NEC, la digitalizzazione, che permettono ai comandanti e ai posti comandi protetti anche dalle minacce chimiche di vedere e di seguire le unità sul posto, sono evidentemente estendibili attualmente in funzione dual use al sistema della protezione civile. Così i reparti del genio dislocati in tutte le regioni con i nuovi mezzi permettono questa automatica risposta, quindi globalmente rappresenta una risorsa per il Paese. È chiaro che, come diceva il prefetto Gabrielli, per essere pronti a intervenire bisogna addestrarsi, bisogna essere preparati, anche razionalizzando le strutture. Da quando questo comando è stato creato per razionalizzazione è già intervenuto 4 volte in modo significativo per emergenze reali, quindi stiamo lavorando su qualcosa di concreto, dobbiamo essere pronti ad andare nelle zone di crisi internazionali, ma ancora di più a cooperare come sistema Paese sul nostro territorio. Generale, che territorio copre questo comando in particolare? Questo comando copre praticamente le regioni del nord, il Veneto, il Friuli, la Lombardia, e difatti qua ci sono anche adesso un consigliere cantonale svizzero e il comandante regionale svizzero, perché ci stanno anche preparando per un'esercitazione che avverrà nel 2016, che vede coinvolta la Federazione Svizzera e l'Italia di nuovo come sistema nel prepararsi. Questo comando avrà sia la gestione logistica, sia la gestione del territorio, sia delle forze assegnate per rispondere immediatamente, salvo poi assegnare queste forze per l'impiego estero. È un comando giovane, non è nato È un comando giovane, il comandante Giaestano, anche lui è giovane, insomma, in senso relativo, è un segno della trasformazione, meno comandi che fanno più cose, centrati sull'operatività, centrati sull'espressione di spendere al meglio le risorse del Paese e meritare la fiducia del Paese. Mi scusi, e nelle altre parti d'Italia, l'altra parte del territorio italiano? L'altra parte del territorio nazionale si sta ristrutturando il comando del secondo FOT di San Giorgio al Cremano col comando di Napoli, il comando delle truppe alpine, il comando delle forze operative terrestri, e questi 4 comandi saranno, diciamo così, il fulcro della nostra attività. Per darvi il senso dell'importanza di questa struttura, la struttura copre il territorio delle attuali 62 prefetture, quindi considerando che nel nostro Paese attualmente, in attesa poi delle ristrutturazioni di province e prefetture, ci sono 108 strutture provinciali, 62 dà il senso del... Ma le altre 62? Prego? Le altre 62? Nel modo che diceva, questa è una ristrutturazione perché prima si chiamava FOD, era il FOD 1, adesso lo hanno ristrutturato, è stata una intelligente messa a sistema di tutte le potenzialità della Forza Armata, e per noi è una semplificazione, perché poi poter interloquire con un